Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Un cordiale saluto gentili amici alla visione e all'ascolto, GR Mattino di infofriulitv.net, sono le 10.52 e al microfono vi parla Omar Costantini. Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia, aggiornamento odierno, la marea eccezionale dalla sala operativa della protezione civile di Palmanova ci fanno sapere che la marea a grado alle ore 7 aveva raggiunto il picco di 1,26 m, in calo alle 8 a 1,16 m, per fortuna nessuna criticità. A Lignano Sabbiadoro invece la marea è andata subito in calo, nessuna problematica rilevata in coincidenza con il picco registrato alle 6,50. Ci trasferiamo in montagna. Il manto nevoso va lentamente consolidandosi, pericolo valanghe previsto per oggi a 3 marcato sul territorio. Sui pendii erbosi ripidi in qualche momento sono ancora possibili valanghe da slittamento anche di grandi dimensioni sotto i 2100 metri. Lungo i pendii ripidi in quota sono possibili isolate valanghe spontanee lungo i percorsi abituali, soprattutto dei versanti meridionali. Localmente alcuni fenomeni valanghivi nell'area alpina potranno ancora interessare la viabilità normale soggetta a valanghe poste oltre i 1000-1200 metri di quota. Oltre il limite del bosco, sui pendii ripidi a tutte le esposizioni, ma in particolare a nord, risulterà facile staccare valanghe anche di grandi dimensioni già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. La diffusione dei punti pericolosi e la loro dimensione aumentano progressivamente con la quota. La situazione richiede esperienza nella valutazione del pericolo delle valanghe. Questa mattina la squadra mobile della questura di Pordenone ha eseguito il provvedimento di sospensione per 25 giorni disposto dal questore Marco Dorisio nei confronti del bar posta di piazza 20 settembre. Il tutto dopo che domenica un sedicenne era finito in ospedale per coma etilico assieme agli amici, tutti minorenni, era andato a festeggiare al bar posta, la cosiddetta zona gialla. Al gestore è stata inoltre comminata la sanzione di 400 euro con sospensione dell'attività per 5 giorni per violazione della normativa anti-Covid e sanzionato per aver venduto e somministrato a minori bevande alcoliche e superalcolici, violazione che in caso di recidività, come purtroppo è già successo più volte, prevede la sospensione dell'attività per 3 mesi. Parliamo di autostrada perché sabato 12 dicembre fino a domenica 13 sulla 4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di sabato 12 alle ore 6 di domenica 13 chiusura della rampa di collegamento autostradale del quadrivio A4 a 28 sulla direttrice Venezia-Portogruaro-Conegliano e chiusura della rampa di collegamento autostradale A28 A4 sulla direttrice Conegliano-Portogruaro-Trieste per lavori. Dalle ore 21, come detto, fino alle 6 di domenica, chiusura della rampa di collegamento Venezia-Conegliano-Portogruaro e viceversa da Conegliano-Portogruaro in direzione Trieste, dunque all'altezza del casello di Portogruaro, dove c'è l'innesto delle due arterie autostradali A4 e A28. E con questo è tutto, vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto, vi diamo appuntamento per quanto riguarda il nostro giornale radio intorno alle 14:30 per gli aggiornamenti e poi a seguire alle 16:30 linea diretta oggi con il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. Grazie per l'ascolto e buona giornata a tutti.